Mister Mauro Zironelli si chiude con una sconfitta 3-0 con il Bassano. Oggi c'è poco da dire, vittoria meritata. Sì, meritata. Gli abbiamo data noi la vittoria perché ci sono stati degli errori clamorosi nostri che non mi aspettavo, però io sono responsabile e mi assumo tutte le colpe perché abbiamo abbassato la guardia troppo presto, a 6 partite dalla fine erano, e quindi non mi piace assolutamente questo tipo di atteggiamento. Peccato perché è un gruppo che ha lavorato benissimo, sono fatto un mazzo tanto dall'inizio, dove eravamo partiti male, dove eravamo con la melma quasi vicino agli occhi, e siamo riusciti a tirarsi fuori. Forse ci siamo tirati anche troppo fuori veloci perché 50 punti a fine febbraio praticamente eravamo salvi, e adesso stiamo faticando in queste due partite dove abbiamo concesso delle cose che non avevo mai visto in tutto il campionato, e questo mi dispiace. Mi dispiace perché comunque ci può stare un calo di tensione, ma non in questa maniera qua, e non è una bella cosa. Con questo Peccato perché comunque è un gruppo sano, però intensità probabilmente pensavo ci fosse un attimino più di intelligenza nel valutare certe cose, come abbassare un attimino l'intensità per cercare adesso che eravamo tranquilli, di giocare più in scioltezza, più in fiducia, però questa è venuta meno, è venuta a mancare, e non lo capisco perché, come ripeto, è un gruppo sano, però la sensazione da fuori è che non sia un gruppo sano. Chi ha visto la partita però mi dispiace di questo perché non è assolutamente così, c'è un grande impegno, però oggi è stato dimostrato il contrario, il risultato la dice lunga, e abbiamo fatto poca reazione, e non è la squadra che ha lottato come nelle altre 30 partite.